cioè non faceva l'anghissà, faceva il doppio play e ha giocato divinamente, secondo me. Forse ha peccato più quando ha sostituito Lobotka che quando ha giocato con Lobotka. A Perché 23 i anni. tempi che ti dà Lobotka, Gilmour non te li ha dati. A 23 anni. E deve crescere, certo, ha La differenza è margini quella. enormi di Lobotka crescita, ne ha 31. enormi margini di crescita Gilmour. Tra Enormi. l'altro Lobotka i primi 2 anni di Napoli lo volevamo buttare con quella panza che teneva, ecco. Diciamo che con Gilmour in panchina vendo molto più a cuor leggero Lobotka quest'anno. Se nel caso in cui, cioè se vuole rimanere io lo tengo benissimo. Cioè, ma Però figura. rinuncerei più a Lobotka che a Anghissà per esempio quest'anno, perché con Gilmour mi sento un po' più sicuro. Fermo restando che poi comunque ti servirebbe un vice Gilmour. Assolutamente, però io Gilmour lo tengo volentieri, tra l'altro in prospettiva se continua a crescere sotto certi punti di vista potrebbe diventare, dico, una bestemmia anche più forte di Lobotka, bisogna vedere poi il percorso come sarà, semplicemente perché lui rispetto al Lobo ha anche una tendenza a verticalizzare un po' più, diciamo, più presente, cioè nel senso verticalizza un po' di più. Lobotka invece il lancio non è proprio nelle corde di Lobotka, comunque preferisce andare magari un po' più sul sicuro, ecco. È più Lobotka è totalmente un metronomo, mentre Gilmour, insomma, la verticalizzazione ogni tanto te la fa. Lobotka, oltre ad essere un geometra del centrocampo, fa una fase difensiva e un movimento del corpo a proteggere il pallone che pochi giocatori fanno.